gente che lavoravano come me, li ho conosciuti da giovani, sono fatti oltre 100 anni anche. Sono dei luoghi abbastanza isolati, hanno abitudine a utilizzare comunque materie prime di alta qualità per via comunque del fatto che erano civiltà o da una parte di pescatori e di agricoltura e dall'altra, in quella della Sardegna, di allevatori, delle materie prime di eccellenza. Sardegna e Giappone si incontrano qui a Portocervo nella seconda edizione del Longevity Fest, un viaggio alla scoperta della cucina e degli stili di vita che accomunano i centenari delle due isole. Esiste una ricetta per la longevità? La longevità è sempre un mix misterioso, magico tra genetica e stile di vita e fortunatamente la parte genetica impatta solo per un 25%. Il 75% è un'ottima notizia perché è un qualcosa su cui possiamo lavorare in una logica di invecchiamento in salute. Una regola generale è quella di tenere bassa la quantità di calorie, vivere la natura in una logica anche di attività fisica. La qualità del sonno impatta moltissimo sulla qualità dell'invecchiamento. Abbiamo scoperto un gene molto importante che si chiama FOXO3. Tutti ce l'abbiamo, ma i centenari hanno una versione potenziata di questo gene della longevità. Credo che però la sola alimentazione non sia sufficiente per spiegare la longevità eccezionale di queste due popolazioni. Più importanti invece i fattori sociali, cioè i forti legami familiari, l'esistenza di una comunità che sostiene fino al termine della propria esistenza le persone anziane, quindi il supporto sociale. Ed eccoci ai fornelli per un menù che unisce cucina giapponese e cucina sarda. Con quale ricetta iniziamo? Abbiamo creato proprio un piatto a base di ventresca di tonno che rappresenta molto la Sardegna perché il tonno è del Carloforte. Abbiamo marinato, abbiamo fatto riposare il nostro cubetto di ventresca di tonno. Andiamo a mettere sul forno alla temperatura di 60 gradi e per circa 45 minuti. Adesso prepariamo la ventresca di tonno con il bacon. Lo mettiamo in farina con la uova e panno grattugiato panko e li andiamo adesso a friggerlo. Il grissino a tè verde rappresenta il ponte che unisce le due isole. Adesso andiamo a cuocere il riso insieme col daikon che sta bollendo con la alga kombu. Dopo l'abbiamo frullato, l'abbiamo fatto riposare e creiamo questa consistenza nella crema. Siamo pronti per impiattare. Andiamo a impiattarlo. La crema di daikon che appena abbiamo fatto, il gazpacho, cominciano a venire fuori di colore del Giappone, mettiamo un po' di sashimi, ventresca di tonno con bacon. Allora, dopo la cottura per 45 minuti andiamo a caramellarlo sopra. Eccolo qua, sopra il gazpacho, ravanello, wasabi. Quindi il mirto che rappresenta la Sardegna. Esatto, la foglia di ciliegia shiso rappresenta il Giappone, la grissina a tè verde che chiude la unione tra le due isole. Si arriva a 100 anni perché i ritmi della vita sono legati alle stagioni, al cibo straordinario e a questi silenzi e spazi che rendono la Sardegna incredibilmente bella. Cosa possiamo imparare a tavola da queste comunità di centenari? Il virtuosismo di riuscire a rendere gustosi dei piatti a partire da ingredienti semplici. Tradizione culinaria giapponese e sarda si incontrano in un unico piatto. Oggi presentiamo il ramen, che è il piatto principe del Giappone, inserendo dei punti fortissimi della cucina sarda. Iniziamo mettendo su filindeu, che è il cappello di Dio, pasta fantastica, all'interno del nostro brodo ed è già pronto. Dentro si possono trovare tutte le consistenze della carne. Abbiamo il nostro katsuobushi sardo, che è il nostro cuore di tonno disidratato, dei carciofi della nostra terra, un filettino di zenzero, le alghe wakami, il pecorino di Sardegna, il nostro pane carasau al nero di seppia. Chiudiamo con un uovo marinato, delle fette di maialetto che abbiamo cotto per 36 ore. Mettiamo l'alga nori e un fiorellino. E per concludere, un dolce. In Giappone si chiama il damini dofu e qua si chiama satambulla. È un dolce che anticamente veniva ad essere adoperato per i grandi eventi, quindi per i matrimoni. L'ho arricchito con saranzada e con la bamele. Eccolo qua, dolce della longevità. È un dolce dei centenari. Ed è un dolce dei centenari, certamente.